partiamo con brutte notizie. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata ieri sera alle 23:50 tra Salerno e Potenza, cioè in effetti tra la Campania e la Basilicata. Quindi l'ipocentro è venuto a 21 km di profondità ed l'epicentro a solo 3 km da Potenza, quindi in effetti è stato sentito dalla popolazione, perlomeno da chi abita tra Potenza, diciamo, e il confine con la Basilicata, perché tante persone sui social hanno incominciato a segnalare questa, diciamo, scossa. Ciao Daniela, quindi tanta paura, però fortunatamente non ci sono danni a persone o cose, però la paura è stata tanta perché diciamo 21 km sono pochi, quindi no, no, Antonio, nulla, 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 stanno tutti bene, no, no. Fortunatamente stanno bene, solo la paura perché quasi intorno alla mezzanotte poi tutti quanti a scrivere se stavano feriti, se stavano morti, invece no, no, neanche le case sono state, diciamo, colpite da qualche frattura. Adesso stanno controllando un po' la situazione per vedere se ci sono crepe nelle case, queste cose così, negli edifici scolastici, queste cose qui, però al momento non risulta nessun danno. Ieri sera, diciamo tra Potenza e Salerno, in effetti sarebbe tra Campania e Basilicata, sarebbe quasi la fine della Campania e l'inizio della Basilicata. 3.2 è stato la magnitudo, però è 23 a 21 km di profondità, quindi ti sembra sì, sì, è evidentissimo che le scosse stanno aumentando in tutto il mondo. Ma o le faglie, secondo me, sono l'unica cosa, e allora è come un riflesso in tutto il pianeta che fa riflettere ovunque tu sia, perché se potete ben vedere, ragazzi, ci sono terremoti tutti i giorni, ma a parte quelli là che più vengono sentiti perché sono più superficiali, ci sono altri che neanche è capace che adesso sta facendo un terremoto e non lo sentiamo perché semmai è di uno magnitudo e quindi tu non lo senti. No, no, il fatto di questo, state tranquilli, no, perché oramai non si capisce più nulla, grazie, quindi secondo me no, in Calabria no, già ho visto, no, no, perché è stato tra i confini, diciamo, dalla fine tra Potenza e Salerno. In effetti dall'ultima città della Campania alla prima città, diciamo, della Basilicata. È il confine, diciamo, che divide Campania e Basilicata. Quindi si è salita sia in Campania che in Basilicata, questo è perché sta a confine proprio. Però non è successo niente di che, solo tanta paura delle persone che sono scese sulla strada, queste cose qui, però nulla di che, stanno bene tutti. Una cosa positiva però è che anche se c'è stato il terremoto, fortunatamente non ci stanno ferite e niente più, quindi già una cosa. Ragazzi, vi auguro una buona giornata. Se qualche cosa farò un aggiornamento, però non ce n'è bisogno perché già ho visto che stanno tutti bene. Ho chiamato un amico mio che abita a Potenza, stanno tutti bene, quindi è tranquilla la situazione. Diciamo che si sono messi paura e sono scesi giù, però è durato poco, quindi nulla di che. Grazie Andro, grazie a te, grazie, grazie. Grazie, grazie, vedi, è buona sta cosa, grazie, grazie. Ci sentiamo, ci aggiorneremo più tardi, semmai con qualche altra notizia, spero non questa, perché a parte che dai miei vari amici stanno tutti bene e io ho un sacco di amici in tutta Italia, quindi
basta fare su WhatsApp subito per vedere la situazione come sta, che mi rispondono subito. E questo mio amico proprio di Potenza ha detto che la gente è scesa in strada verso mezzanotte, ma sono risaliti verso l'una sopra, perché pensavano che fosse ripeteva la scossa, però ragazzi non c'è stato nulla e hanno dormito bene al finale, quindi nulla di che. Ora giustamente i vigili vanno a controllare se qualche crepa in qualche istituto scolastico, queste cose qui. Fortunatamente diciamo non, le scuole sono chiuse, quindi hanno tutto il tempo di vedere se ci sono danni a strutture pubbliche o altro. Ragazzi, buona giornata e ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.